Nuove frontiere della tecnologia. Negli Stati Uniti nascerà la prima fabbrica di robot umanoidi costruiti da robot. Cristina Clementi. Siamo alla vigilia della più grande e capillare diffusione robotica della storia. Uomini e automi, la profezia è realtà. Benvenuti in Oregon, crocevia del futuro, dove una fabbrica userà robot per produrre altri robot. Saranno 500 i dipendenti in carne e ossa, chiarisce subito la dirigente. Ai colleghi umanoidi verranno affidate solo le mansioni più rischiose e ripetitive. La nuova frontiera è dunque quella dei cobot. Si intende un robot cooperativo, un robot che condivide lo spazio di lavoro con l'operatore, e sia nei contesti classici, che sono quelli della manifattura della fabbrica, sia in campo chirurgico, in campo riabilitativo. Parola dell'inventore del robot pizzaiolo, un'evoluzione strategica. La sua abilità nel manipolare oggetti elastici può essere infatti sfruttata anche in ambito chirurgico. La nostra produzione giornaliera è di 1000 NS5. Qui me ne dà 1001. A regime la fabbrica sfornerà 10.000 esemplari l'anno. Collaboratori, certo, ma con scenari da film sempre in agguato, incredibili fino a prova contraria. Pur essendo questa tecnologia a disposizione dell'operatore, alla fine chi prende le decisioni sarà sempre l'essere umano. Voi, umani! No, non prendeteci! Ok.